Eder. Mech. Pallister. Nella cornice di Trieste, città avvolta da una nebbia che sembra custodire segreti antichi, si dipana una vicenda intricata che ha al centro la scomparsa di Liliana Resinovic avvenuta il 14 dicembre 2021. Tuttavia, è il comportamento del suo cellulare il giorno successivo, il 15 dicembre, a gettare ombre e dubbi, dando vita a un mistero che sembra sfidare le leggi del possibile. Il cellulare di Liliana, nonostante la presunta morte della proprietaria, mostra segni di vita. La mattina del 15 si muove attraverso le celle telefoniche di San Pelagio e Marchesetti, quelle che coprono la sua abitazione, per poi spegnersi misteriosamente. Ore dopo però, si riaccende, agganciando una cella postal 22 della galleria Arrigo Protti. Questa è collocata a pochi passi da Piazza dell'Unità, non più di 240 metri. Sorprendentemente, è proprio in questo luogo pulsante del cuore di Trieste che quello stesso giorno avvengono le due chiamate misteriose effettuate dal marito di Liliana, Sebastiano Visintin, ad un numero cellulare. Ma chi voleva contattare quel giorno Sebastiano? La risposta è sorprendente: il destinatario era un negozio di riparazione cellulari situato incredibilmente proprio nella grande piazza triestina. La domanda sorge spontanea: perché Sebastiano ha sentito l'esigenza di contattare quel particolare negozio il giorno seguente la scomparsa di sua moglie? Perché invece di cercare Liliana la mattina del 15 si reca in quella zona? Il cellulare oggetto delle chiamate era danneggiato, e se sì, come e perché? Era forse danneggiato il cellulare di Sebastiano? E questi danni erano forse il frutto di una lite avvenuta tra i coniugi? O c'è un'altra spiegazione dietro a questo enigma? Un investigatore con un occhio clinico per i dettagli e una mente capace di navigare tra le nebbie dell'inganno avrebbe iniziato esaminando le tracce lasciate dal cellulare di Liliana. La sequenza di celle telefoniche agganciate dal dispositivo avrebbe potuto offrire una mappa del suo percorso quel giorno, forse rivelando movimenti inaspettati o incontri segreti. Inoltre, il negozio di riparazione cellulari, situato in una posizione così strategica, potrebbe nascondere al suo interno risposte cruciali. Chi ha risposto al telefono con quell'inconfondibile accento triestino? Che legame aveva con la vicenda? L'investigatore avrebbe inoltre considerato l'ipotesi che il cellulare fosse stato portato al negozio per cancellare dati o riparare danni potenzialmente compromettenti. L'analisi delle chiamate effettuate e ricevute, unita a un'indagine sulle dinamiche familiari e personali di Liliana e Sebastiano, avrebbe potuto gettare luce su questo intrigo. Trieste, con i suoi vicoli misteriosi e le sue piazze affollate, diventa così lo scenario di una storia che intreccia tecnologia, relazioni umane e segreti. Solo seguendo ogni indizio, anche il più insignificante, l'investigatore avrebbe potuto sperare di disvelare la verità celata dietro la scomparsa di Liliana Resinovic. In un caso che sfida le convenzioni e pone interrogativi tanto sull'uso che facciamo delle nostre tecnologie quanto sui labirinti oscuri del cuore umano. Di certo il 14 Liliana vuole andare ad un centro di telefonia. C'è un telefono rotto da cambiare o da riparare? Forse questo telefono verrà davvero riparato il giorno dopo. Forse Liliana andava al centro Wind per riparare il telefono, forse si era rotto il display, lo schermo, è una riparazione che si fa in pochi minuti. Potrebbe essere che Sebastiano il giorno dopo ripara questo telefono e poi lo mette sul mobiletto in bella mostra affinché tutti vedano che quel telefono è integro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.